sintesi, qual è il consuntivo del 2023? Il consuntivo è un consuntivo estremamente positivo, ha visto risultati estremamente rilevanti per quanto riguarda un indice della criminalità estremamente ridotto rispetto a quella che è la media nazionale e anche la media regionale, una grande presenza sul territorio da parte delle nostre pattuglie, non soltanto quelle della questura ma anche quelle delle specialità, e un'attività di, mi piace chiamarla prevenzione nell'ambito di quella che è l'attività della polizia amministrativa, con un grande numero di controlli a fronte di un moderato numero di sanzioni elevate. Grande attenzione anche per quanto riguarda le fasce deboli per gli interventi che sono stati effettuati. Direi anche una rilevante attività per quanto riguarda il fronte investigativo, sia dal punto di vista della polizia giudiziaria con la squadra mobile e le squadre investigative dei commissariati, ma anche per quanto riguarda l'attività della parte, diciamo così, della Digos per quanto riguarda l'attenzione sulla prevenzione di attività terroristiche. Ma anche questo, l'attività della Digos non la voglio limitare solo a questo, ma anche per quanto riguarda l'attività di prevenzione con il controllo delle tifoserie, che è stata un'attività estremamente rilevante che ha coinvolto l'ufficio. Un risultato estremamente positivo per quanto riguarda i servizi al cittadino è anche la tempistica dei passaporti. Siamo veramente una eccellenza a livello nazionale, siamo, e lo dico in relazione ai miei colleghi che mi hanno preceduto, perché io ho dato un contributo assolutamente minimale a questa attività. Per i passaporti mi dicono che c'è un'attesa di 6 mesi. Dato che riguarda alcune province italiane, ci sono stati dei forti ritardi, ma sul territorio di Agrigento abbiamo avuto addirittura l'apprezzamento di alcune organizzazioni di consumatori proprio sulla tempistica del rilascio. Natale e Capodanno, che feste ci aspettano? Qual è appunto l'organizzazione della polizia? Io spero serene in famiglia, ma naturalmente anche serene per i cittadini nell'ambito delle nostre strade, fruendo di tutte quelle che sono le iniziative che sono state messe sul campo non soltanto nel comune di Agrigento ma anche nei comuni della provincia, e spero anche un sereno Capodanno all'insegna del sano divertimento svolto in sicurezza nell'ambito delle tante manifestazioni che il comune di Agrigento e i comuni dell'Agrigentino si apprestano a svolgere. Che tipo di attività metterete in campo in questo periodo? Metteremo in campo un'attività di prevenzione sia dal punto di vista del controllo del territorio e dell'ordine pubblico, ma anche per quanto riguarda le attività di polizia amministrativa per il controllo delle attività commerciali e degli spettacoli che verranno messi in campo. Su Agrigento Capitale della Cultura le diceva di stare attenzione alle imprese non sane. Ecco, come? No, io non ho parlato di imprese non sane, io ho parlato che è una ghiotta opportunità anche per comportamenti insani, che vengono a Quindi cosa farete in questo senso? Noi faremo un'attività che è assolutamente comprensibilissima, quella di fare il nostro lavoro, gli investigatori. Che augurio lancia per queste festività e per il nuovo anno? Un sereno Natale e un sereno anno nuovo all'insegna della sicurezza e della legalità per tutti.